Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Giacomo Raspadori, attaccante italiano, ha commentato la vittoria per 2-0 di Rai Sport contro la Moldavia. Avremmo potuto sperare di segnare qualche gol in più, possono sembrare partite facili, ma non lo sono, anche se sappiamo di avere le qualità per segnare qualche gol in più. Avremmo potuto tirare di più in porta, ma non è detto che faremo 5 o 6 gol contro queste squadre. Comunque, siamo l'Italia e dobbiamo fare di più. Ti senti più a tuo agio vicino alla porta? Per le mie caratteristiche, più sono vicino alla porta, più occasioni pericolose riesco a creare. Ci sono state situazioni in cui ho dovuto arretrare per giocare. Il motivo della mia posizione più arretrata è legato a questo. Perché non puoi giocare con la maglia cucita addosso? Non è che non giochiamo con la maglia cucita addosso, è certamente un momento difficile, ma siamo consapevoli di non dimostrare il nostro valore. Mi dispiace molto per il mister e il suo staff. Trovare persone con questo valore non è facile e voglio davvero ringraziarle, visto che anche io sono stato fortunato ad averle a Napoli. Perché non riuscite a fare le cose bene? Non credo ci sia una sola motivazione. Il mister ci dà istruzioni, ma noi scendiamo in campo. Non siamo al meglio fisicamente, ma questo non significa nulla. Sta a noi alzare il nostro livello individuale, consapevoli di avere il privilegio di indossare questa maglia. Spalletti ha parlato di una stagione estenuante, ma vale solo per l'Italia. Tutti sono stanchi, dipende da come si reagisce alla fatica. Dobbiamo impegnarci di più in campo di quanto abbiamo dimostrato. Lasciate un like al video così che YouTube possa avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Continua. Kevin, esterno offensivo brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Giocatore veloce, dotato di grande tecnica e abilità nel dribbling, il brasiliano è un jolly offensivo capace di creare azioni e finalizzare. Dotato di uno spiccato senso del gol e di un talento nell'assist. Cresciuto al Palmeiras, si è fatto notare con la maglia verde ed è stato acquistato dallo Shakhtar per 12 milioni di euro nel gennaio 2024. Appena arrivato in squadra, ha subito impressionato sia in campionato che in Champions League. Ama partire dalla fascia sinistra e rientrare con il destro. Un profilo che il Napoli apprezza molto. Valore di mercato, 15 milioni di euro. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Questo giocatore è un buon nome per il Napoli? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!